Beccata al volo Isi Coppola, nostra amica, sempre disponibile, però oggi le facciamo delle domande per quanto riguarda la stagione estiva. Lei nella sua professione per passione e anche per professione, grande ristoratrice. Come sarà questo 2022? Ma è partito sotto i migliori auspici, anche forte di una stagione felicissima da un punto di vista proprio del tempo, quindi belle domeniche, sole e tutto. Noi siamo ripartiti a febbraio, di solito sono mesi molto tranquilli, invece evidentemente il post-Covid dà a tutti la speranza di poter recuperare anche un po' il tempo perso, no? Le tante compagnie. Io vedo insomma molto spesso che sono tavoli numerosi che si avvicinano per stare insieme, e quindi insomma pare partita sotto la miglior stella. Sì, assolutamente. Ma il turismo dell'est, russi in particolare, visto che tu sei all'inizio di Albarella, quindi era una delle clientele forse più importanti, o perlomeno che davano più soddisfazione dal punto di vista economico, o sbaglio? Ma guarda, è relativo. Io devo dire che i migliori clienti sono sempre gli italiani. Ah, sì? Assolutamente, anche per la cultura con cui si avvicinano al cibo. Qualche famiglia di russi storici sono già tornati, sono venuti ad aprire casa, probabilmente hanno la possibilità di muoversi, loro non hanno sicuramente delle restrizioni. Poi altri, magari il turismo, quello insomma mordi e fuggi estivo dei 15 giorni, probabilmente mancherà nelle prenotazioni, questo è facile. È chiaro che la guerra in Ucraina è un peso anche morale per tutti noi, e quindi dopo aver visto magari un telegiornale non ti viene proprio esattamente la voglia di prenotare, di andare al ristorante o alla vacanza, però vedo che comunque momentaneamente non incide così pesantemente. Turismo russo ne faremo poi un bilancio a fine stagione. Ecco, noi stiamo celebrando oggi questo museo a cielo aperto, quindi una bella iniziativa sicuramente dell'amministrazione. Bellissimo. Quanto vi avvicina l'amministrazione comunale di Rosolina, che tanto fa a voi ristoratori? Da 1 a 100 direi 1000. Ah, addirittura, quindi soddisfattissima. Guarda, non è questione di... Allora, io è evidente che nei confronti del pubblico ho un tipo di rapporto di grande rispetto, e ritengo che il pubblico debba fare il pubblico e il privato, l'imprenditore fa l'imprenditore, e anzi quando è il momento si avvicina all'amministrazione per essere di supporto, come lo siamo stasera e come lo siamo magari nella condivisione di tanti progetti, di tante visioni, perché molto spesso il pubblico magari è macinato dalla quotidianità dei problemi e perde di vista quello che sono gli obiettivi principali. Io credo che il privato abbia anche questo ruolo, ed è ora che il privato a tutto tondo si metta non solo a disposizione, secondo me, ma a fianco del pubblico per poter crescere insieme. Credo che questa sia una sfida per i prossimi anni.